Ciao a tutti, stavo ascoltando Grande Fratello Eleanor che non so che cosa sta predicando, tipo non bisogna essere un popolo di pecoroni, stava dicendo, vabbè. Allora, sono stata a fare la spesa, una mini spesa, soldi contati, adesso vi faccio vedere che cosa ho preso, veramente poche cose, oddio, spero non si rompano le borse perché sono quelle fine, quelle odiose che si spaccano, e quindi, allora, una è qua. Una è del Prix e l'altra borsa invece è della EO. Spesa al Prix, una spesa in ristrettezze economiche. Allora ho dovuto mettere tutto insieme perché allora ho preso questo detersivo per la lavatrice e mi piace il profumo di questo, veramente buono, è da pulito veramente, e c'erano due pezzi che sono quasi 2 litri, 1980, due pezzi per 2,48 euro, quindi c'era l'offerta risparmio, diciamo, e mi piace il profumo di questo. Poi bisogna vedere se funziona, ma io intanto l'ho preso. Poi ho preso due di questi qui, salsa mutti al pomodoro. Poi ho preso due formaggi latteria fresco, quindi formaggio fresco, questo qui, il solito che prendo. Poi ho preso 4 barattoli di tonno in olio di semi di girasole, che è quello che io preferisco e lo trovo solo al Prix questo, in altri negozi non lo riesco più a trovare. E ho preso anche un paio di guanti, i soliti taglia S, e poi ho preso le piadine, queste qua, che costano 1,75 euro, sono 4 o 5. Per quanto riguarda il Prix, totale 12,40 euro. Poi ecco qua, Lidl no, scherzavo, AEO. Allora ho preso le banane, ho preso queste qui già confezionate perché costavano uguali a quelle sfuse, solo che quelle sfuse erano tutte maturissime e quindi ho preso queste qua già confezionate che sono un po' meglio. Poi ho preso una bustina di lattughino. Lo scontrino è questo, quindi 15,31 euro, quindi non ho speso neanche 30 euro oggi. Cavolo, siamo in ristrettezze economiche e questa è la spesa. Poi ho preso 3 bicchine anche da fare sulla bistecchiera. Poi ho preso una confezione di questa, che questa dura sempre tantissimo in frigo, non so come, però dura sempre tantissimo questa confezione di verdura mista. Poi ho preso 2 kg di patate perché vorrei fare i fusi di pollo al forno con le patate e quindi le ho prese. E poi del prosciutto cotto, 2,19 euro. Le patate costavano 1,40 euro, erano in offerta, 2 kg. E poi cosa c'è ancora? Il macinato che metto via anche subito perché questo diventa subito nero, cioè basta un nanosecondo. Questo 5,15 euro. Quindi questa è stata la spesa di quest'oggi, che è sabato 29 di ottobre. Ecco, buono, i gatti sono belli contenti perché c'è il sole, Panna soprattutto adora il sole e si vede da come si rotola sul tiragraffi. Panna, che stai facendo? Sì, è pazza. Panna adora stare lì. Pepe! Sì. Ecco, quindi io qua ho la roba stesa che devo controllare, ma è tutta asciutta perché è straasciutta, perché è caldissimo. Dette tutte queste cose, fatta vedere la spesa, adesso la metto subito via, anzi inizio già a metterla via mentre vi parlo. E cos'altro volevo dirvi? Sono andata con mia mamma, siamo andate via in orario di pranzo, per cui Franz ha mangiato da solo oggi, ma gli avevo già preparato il pranzo, che brava. E nient'altro, io adesso devo ancora accendere il fuoco perché c'è caldo, quindi posso accenderlo anche più tardi rispetto al solito. Vi ringrazio per aver guardato questo video spesa e spero di avervi tenuto compagnia. Adesso mi sistemo il tutto, mi cambio e ci vediamo in un altro video. Ciao!